questa passione io l'ho presa sicuramente da mio nonno e da mio padre, che ascoltavano musica napoletana praticamente H24, naturalmente loro ascoltavano le loro canzoni, le classiche, e io poi magari mi sono sposato un po' con i miei generi, ascoltavo D'Angelo, ascoltavo anche altri artisti e diciamo, specialmente da mio nonno ho preso pure la passione autorale, perché molte volte lui scriveva delle poesie, scriveva delle canzoni, quindi molti mi dicono che io ho preso questa passione da loro. Però posso dire semplicemente una cosa, non la voglio dire per essere per forza critico, ma la voglio dire per il senso della verità che mi obbliga. Che oggi, come si suol dire, essere troppo puntualizzato nell'arte, oggi forse è un difetto. Io parlavo tempo fa con Gianni Luna, con un mio collega, autore, e mi diceva: Marco, oggi quando ti metti a scrivere una canzone, tu ti devi sedere per scrivere delle banalità. Se tu ti siedi, parlavamo delle belle canzoni che lui ha scritto a Celeste, Biancaneve senza principe, Io ti amo. E ho detto: Marco, ma quando la vai a fare un'altra canzone in quel modo? E soprattutto, chi la dovrebbe andare a capire? Oggi io faccio un appello alla fine di questa intervista. Ragazzi, riprendiamo la musica, riprendiamo l'arte, riprendiamo il piacere di fare musica. Io mi ricordo da ragazzino, ho iniziato insieme, mi ricordo molte volte con il mio collega, con Max Scaletta, andavamo nel negozio musicale, guardavamo la Ranger e lui guardava la Yamaha, la Gem, io guardavo, sentivamo gli style, ci sedevamo a casa sua oppure a casa mia e sentivamo lì può nascere una canzone, raccontavamo la storia e cose varie. Oggi tutta questa magia si è persa e quando si ascoltano le nuove canzoni si sente che questa magia non c'è più. Mi raccomando, torniamo un po' indietro, torniamo a volere bene la musica, perché oggi la musica di quello che si ascolta non si vuole bene più.